Rosso tendente al nero è la classificazione dell'intensità del traffico per quest'ultimo weekend di luglio, il primo dei grandi spostamenti per le vacanze. ANAS prevede 27 milioni di veicoli in spostamento nelle prossime ore in tutta Italia sulla rete di sua competenza, con blocco del traffico pesante già tra le 16 e le 22 del venerdì, dalle 8 alle 16 del sabato, dalle 7 alle 22 della domenica. Resteranno aperti solo i pochi cantieri inamovibili. In cima alla lista dei punti critici, un vero punto nero, c'è la strettoia di Carpanea Valbrenta. L'incrocio fra i tiri in mezzo alle case è spesso complicato e porta a inevitabili rallentamenti. Lo stesso semaforo, che regola automaticamente i flussi grazie a un sensore in uscita, pur nella brevità del rosso, provoca inevitabilmente code in entrambe le direzioni, anche in una normale tarda mattinata di un giorno feriale. Sulla statale 47, sul cronoprogramma dei lavori per il raddoppio, è arrivata anche un'interrogazione alla giunta regionale dei consiglieri Lovat e Sciunski di Resistere Veneto, che sollecitano i prolungamenti a nord di A31 e A27. La destinazione pare però ancora lontana. Intanto fate buon viaggio, guidate con prudenza.